Ancora una volta il nome di Riccardo Orsolini torna sotto i riflettori del Napoli. E questa volta con chiari segnali che gli azzurri sono pronti ad agire. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché questo trasferimento potrebbe essere uno dei più importanti dell'estate, con un impatto diretto sulla squadra di Antonio Conte. Secondo le ultime notizie, confermate anche dalla redazione di tuttomercatoweb.com, il Napoli è seriamente interessato a Orsolini e questo potrebbe essere il momento decisivo per portarlo via da Bologna. Orsolini, a 28 anni, è nella fase migliore della sua carriera. Con un gol decisivo contro l'Inter, non solo ha riportato il Bologna in corsa per l'Europa, ma ha anche riequilibrato la corsa allo scudetto, favorendo direttamente il Napoli. Le sue prestazioni si distinguono non solo per la tecnica, ma anche per il fiuto del gol, l'intelligenza tattica e la consistenza offensiva. Un vero uomo delle decisioni, come pochi altri nella sua posizione nel calcio italiano. Per tutti questi motivi, gli azzurri lo vedono come l'alternativa perfetta a Matteo Politano, il cui futuro sarà valutato a fine stagione. Il club monitora Orsolini da diverse stagioni, ma ora sembra pronto a muoversi con una proposta concreta. Il Bologna, però, non ha intenzione di rendere le cose facili. Il valore di mercato è stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro. E il club rossoblù sa di avere a che fare con uno dei suoi idoli e simboli recenti. Tuttavia, con oltre 150 milioni di euro a disposizione per l'investimento e con la chiara necessità di rinforzare il centrocampo d'attacco, il Napoli potrebbe finalmente realizzare questo desiderio a lungo coltivato e portare Orsonaldo all'ombra del Vesuvio. E allora, tifosi azzurri, la parola spetta a voi. Approvereste l'ingaggio di Orsolini come nuovo centrocampista d'attacco del Napoli? Pensate che abbia il profilo per essere un titolare o che debba arrivare come riserva di lusso per Politano? Commentate qui sotto, la vostra opinione è fondamentale per il futuro di questa grande squadra.